Con una gara corta e giudiziosa, il Noci ha imposto il nulla di fatto ad un Matera che, nonostante una quasi costante pressione territoriale esercitata soprattutto nel secondo tempo, ha evidenziato notevoli carenze di gioco e di continuità. Manovra sempre prevedibile, innumerevoli cross dalla tre quarti e vari errori di misura hanno caratterizzato la prestazione odierna dei biancazzurri, distanziati ora in classifica di ben 5 punti da un Galatina che ha avviato una vera e propria fuga. Il Matera, in maglia azzurra, si è presentato con la stessa formazione di domenica scorsa e si è subito capito che la giornata non sarebbe stata delle più favorevoli. Manovra molto impacciata, scarsi collegamenti tra i reparti e sorti dell'incontro affidate a qualche sprazzo personale e occasionale. Al 20° c'è la prima manovra degna di tale nome. Tanzi scambia con Barone, la cui doppia conclusione è sventata dalla Ruccia. Un altro pericolo per gli ospiti nasce addirittura da un rinvio di Cimino. La palla, dopo un rimpallo, termina a Barone che però manca il bersaglio. L'unico intervento difficile la Ruccia lo compie al 40°, quando ancora Barone riesce a deviare di testa un cross di Valentino, ma il portiere ospite, come già detto, si esalta. Il primo tempo si conclude tra la delusione del pubblico, che mostra di apprezzare maggiormente durante l'intervallo l'esibizione dei ragazzi della scuola calcio guidati dagli istruttori Grilli, Raimondi e De Leo. Nel secondo tempo il Matera aumenta la propria pressione, ma c'è ancora molta approssimazione. Né gli ingressi di Fanelli e Innella al posto di Catacchio e Pugliese servono a sbrogliare la matassa. Il Noci arretra nella propria tre quarti e tenta di pungere in contropiede soprattutto con lo sgusciante Lomelo. Si assiste così ad una serie di tentativi dei materani che vanno però a cozzare contro l'arcigna difesa ospite, che si è confermata tra le meno perforabili del campionato. Molti cross verso l'area di rigore, su cui soprattutto Barone è quasi sempre arrivato con un attimo di ritardo. La gara si conclude tra i fischi di un pubblico che crede sempre di meno nel futuro di questa squadra. La patata bollente è ora nelle mani della società e dell'allenatore. All'indomani della sconfitta di Tricase, mister Carrano dichiarò che se non avesse ottenuto almeno 7 punti nelle successive 4 gare avrebbe rassegnato le dimissioni. Gli uomini d'onore mantengono la parola data e riteniamo che Angelo Carrano sia un uomo d'onore.